Allora, è un elemento determinante perché poi la formazione serva alla effettiva assunzione, quindi a lavorare e che comunque questa benedetta economia interna, nolente o dolente, si possa muovere in qualche modo. Quindi bisognerebbe che i consumi si riavviassero, anche se così non sembrano pensarla a livello governativo centrale, ma credono che sia sufficiente che arrivino risorse da fuori. Ma se anche abbiamo avuto comunque una presenza di stranieri, di nuove realtà di stranieri per il turismo, se gli italiani non si muovono più è un problema per il settore, giusto? E se gli italiani non consumano, e quindi mi rifacevo a dei dati che sono stati pubblicati proprio l'altro ieri da Confcommercio Nazionale, che sono calati ulteriormente i consumi degli italiani in una fase di ristagno totale. Il commercio è fermo il settore del turismo e ne risente indubbiamente, cioè noi non possiamo vivere di export esclusivamente, cioè non siamo una realtà di questo tipo, o no, o ci sbagliamo noi e hanno ragione chi la pensa diversamente. Allora, un paese... E si sbagliano gli imprenditori. Un paese deve avere una vivace domanda interna, cioè prodotta appunto dai propri cittadini, e poi deve avere anche ovviamente l'export. È evidente che le due cose devono andare insieme. Il fatto però che in questa nostra crisi e le scelte che sono state adottate dalla politica siano state molto repressive ha fatto diminuire in maniera drastica una delle componenti importanti. La prima ancora è la fiducia ovviamente nelle istituzioni e nella politica, ma la seconda è nelle dinamiche economiche. Ma attenzione, perché questo si riflette anche sulla percezione che dall'estero, quindi anche i nostri potenziali ospiti, hanno del nostro paese. Bravissima, Questa è una cosa che accade, ce ne rendiamo conto quando noi andiamo in giro per l'Europa e per il mondo. Questo è molto molto importante. Allora, comunque la formazione va fatta perché, diceva il vicepresidente, ribadiva, anche il vice direttore, le aspettative da parte del turismo sono sempre più alte. Non ci si può improvvisare, bisogna saperlo fare con competenza perché poi giustamente si fanno confronti con altre realtà. Noi stessi italiani siamo molto severi, facciamo i confronti come uno si è trovato fuori, come si trova nel territorio. Allora, il quadro formazione è determinante. Ter Servizi che lei qui rappresenta, che cosa fa, che cos'è sostanzialmente? Ter Servizi è l'ente di formazione della Confcommercio Provinciale di Venezia e in questo ambito si inserisce perché recepisce i bisogni formativi, insomma l'analisi del fabbisogno cosiddetta da parte della Confcommercio Provinciale, nonché anche delle realtà, si parla di enti bilaterali del turismo e di Federalberghi che appunto fanno emergere il fatto che ci siano alcune cose in ambito turistico che devono essere migliorate, che l'ambito turistico del veneziano o comunque della provincia di Venezia deve essere più competitivo e per cui si rivolge all'ente formativo per ragionare insieme su quali possono essere le figure professionali che possono essere introdotte all'interno di questo settore, di questo comparto turistico e che possono aiutare le imprese e gli albergatori a rendere le loro strutture appunto più competitive e più innovative. Che tipo di progetti avete preparato, sono stati preparati, a chi vi rivolgete, chi potrebbe accedere a queste cose, quindi diamo informazioni proprio molto pratiche. Certamente. Noi abbiamo partecipato a un bando della Regione del Veneto, appunto in ambito turistico, in cui abbiamo promosso un progetto che si chiama, ve lo leggo, l'impresa turistica al passo coi tempi, formazione di figure professionali magari tra tradizione, vedere anche delle slide, no, certo, e innovazione per un turismo in mutamento. Questo esatto, è il... Ecco, teniamo fermi, vediamo queste tre, sì, sono tre slide se non sbaglio.
Le rimettiamo, chiedo alla regia in onda, anche tenendole ferme, in modo che chi potesse essere interessato, ne vedo un attimo, può prendere un spunto, poi daremo tutte le informazioni del caso. Assolutamente sì, anche perché questo è un progetto nel quale appunto si inseriscono 4 percorsi formativi, 4 corsi di formazione, 2 appunto lunghi, il che significa 600 ore ciascuno con previsione di stage in azienda, e 2 invece più brevi di 50 ore professionalizzanti per figure professionali appunto da poter spendere immediatamente, che sono la cameriera dei piani e l'addetto al bar e alla caffetteria, insomma, di alberghi o ristoranti. Parlando del primo che stiamo vedendo qui, per esempio, Sì. proprio per dare le informazioni a chi ne avesse anche bisogno. Ter Servizi, che siete voi, sta promuovendo l'impresa turistica nel passo con i tempi, formazione di figure professionali tra tradizione e innovazione per un turismo in mutamento, promuove l'Executive Housekeeper. Sì. Traduciamo, comunque è importante che il corso, che rilascia un attestato, è totalmente finanziato, comprende i buoni pasto, destinatari 12 persone inoccupate o disoccupate, Esatto. 12 persone, quindi non 120 ma 12, e poi bisogna fare l'iscrizione con le domande, con Sì. il certificato, eccetera. Le Certo. selezioni verranno fatte il 26 e il 27 febbraio dalle ore 9 alle ore 18. 26 e 27 febbraio, siamo quindi in scadenza. Sì. Tra le ore 9 e le ore 18. Per avere informazioni io posso dare intanto una mail, poi un numero di telefono. Comunque, siccome stiamo parlando di Confcommercio Venezia, immagino che chi fosse interessato, se chiama le vostre sedi, è già a posto. Certo. È troppo solo per dare queste informazioni tecniche, perché poi molti ce le chiedono. Allora, 041 53 18 501 terservizi@confcom.it. Attenzione che la scadenza è prossima. Executive Housekeeper, chi è costui? Chi può fare? Quindi rispieghiamo bene dopo stiamo vedendo. L'executive housekeeper è la cosiddetta governante ai piani. Noi abbiamo così intitolato questo progetto, questo corso, praticamente perfetta sotto ogni aspetto. Governanti impeccabili per strutture ineccepibili, prendendo spunto dalla governante per eccellenza che è Mary Poppins, perché praticamente perfetta sotto ogni aspetto è quello che appunto la governante Mary Poppins dice di sé. E noi abbiamo così un po' l'ambizione di voler aiutare le ragazze, donne, signore che vorranno partecipare a questo corso. L'età? Allora, la tipologia di questo corso non ha limiti d'età. Ecco, teniamo questa locandina che è interessante, perché stiamo parlando di questo. Certo, infatti non ha limiti d'età, è rivolto appunto a 12 donne disoccupate, inoccupate, il che significa che non hanno mai cominciato a lavorare, oppure iscritte alla lista di mobilità. Per cui anche persone che non abbiano necessariamente una scolarizzazione particolarmente alta, ma che vogliono appunto inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, cercando di andare a formarsi per una figura professionale specializzata. Rispetto alle vecchie figure, e quindi chi dice io l'ho già fatto, io so farlo, ho perso il lavoro, sono disoccupata, lei cosa ne dice? È valido un corso di formazione? Perché immagino magari delle signore che dicono, beh, insomma, cosa ci vorrà mai, cameriera, dico dialettalmente. Bah, non è così, perché oggi il mercato, essendo sempre più selettivo, è sempre diciamo così, che porta a un livello sempre più elevato la qualità, dobbiamo avere anche le maestranze che siano adeguate alla risposta che si vuole dare al cliente. Quindi anche quelle piccole attenzioni nel riassettare la camera, nel per esempio mettere all'interno della camera quelle cose che l'ospite straniero gradisce di più, e quindi anche questo ovviamente non si può non farlo che con la formazione, e quindi questo è importantissimo, avere l'imprenditore che sceglie il target e tutti coloro che lavorano all'interno della struttura, che devono essere un insieme, una squadra che lavora per quel target, per dare la risposta
sotto tutti gli aspetti, più completa possibile, affinché l'ospite si trovi a suo agio e senta l'albergo come, diciamo così, un qualche cosa nel quale si sente bene e sta bene. E anche si tende a fidelizzare la clientela in questa maniera. Ecco, io sto leggendo appunto la formazione in aula, per esempio la teoria, no? E qui si parla, per esempio, a parte pulizia, cura degli spazi e manutenzione degli alloggi, e fin qua la base c'è, comunicazione, marketing, informatica, social network, lingue e sicurezza. A voi! Beh, posso inserirmi io insomma in questa cosa perché sono cose nuove rispetto a quello che magari poteva essere assolutamente sì, perché appunto questa figura dell'executive housekeeper, la governante, è una figura un po' a tutto tondo che diciamo deve avere competenze anche in materia appunto di comunicazione e di marketing, perché proprio per quello che diceva il presidente Gallo, perché appunto bisogna essere in grado di dare un'immagine della struttura in cui si lavora che appunto dimostri la governante deve appunto sapere la cultura che ha di fronte, l'ospite per esempio straniero, no? Che ha di fronte, sicuramente anche le abitudini religiose differenti, è importante che le conosca e che sappia comunicare nel modo giusto, in maniera che il cliente si senta coccolato, prendiamola un po' così, insomma, però è fondamentale. In più è importante che abbia competenze in materia anche di marketing, informatica, perché questa figura è quella che coordina e organizza il lavoro per esempio delle cameriere ai piani. Ecco, quindi questo è quell'elemento forse che magari mancava. Non è la non è la cameriera, ma è una coordinatrice. Esatto. Quindi questo è delucidato l'executive housekeeper, che magari molti potrebbero chiedersi di che cosa si tratta. Altra cosa, no, che ci tenevo a dire era che appunto materia fondamentale anche, e questa c'è comunque in tutti i percorsi, in entrambi i percorsi formativi di 600 ore, quelli più lunghi, che di cultura del territorio, proprio per quello che si diceva prima, il fatto che il nostro territorio è un territorio particolare, non delocalizzabile, per cui bisogna essere in grado di aiutare l'ospite e accompagnarlo nello scoprirlo, nello scoprire il nostro territorio. 12 posti per questa figura, adesso vedremo anche gli altri bandi. Cosa significa che queste persone, una volta fatto il corso, hanno già l'assorbimento immediato in strutture a fronte di uno stage, oppure c'è una bassa richiesta? No, noi lo auspichiamo perché comunque il settore è estremamente vivace. Direi che per gli imprenditori diventa una necessità avere queste figure così preparate, perché, dicevo prima, l'ospite è cambiato rispetto a 10-15 anni fa, 20 anni fa. Noi tutti giriamo molto per l'Europa, per il mondo, e ci stiamo abituando, anche perché la fanno un po' da padrone le grandi catene, ma ci stiamo abituando, parlo come ospite che si può trovare a New York piuttosto che a Londra, a Berlino o a Shanghai, ad un certo standard qualitativo. Infatti quello che dicevo. Cosa significa? Che soprattutto per le nostre imprese che hanno conduzione familiare, conduzione familiare, che è un percentuale. grandissimo vantaggio perché questo lo percepisce, l'ospite si sente a casa e fa parte di quello che si suol chiamare l'Italian lifestyle, cioè proprio il senso di casa che dà il nostro paese, che è molto apprezzato. Però proprio per questo attenzione, perché l'ospite si è abituato ad un certo standard nell'interfacciarsi con l'usciere, con la cameriera dei piani, eccetera, cioè con qualsiasi figura ha sempre come riferimento
una persona che ha una figura professionale che ha incontrato in una catena o in un altro albergo da un'altra parte del mondo, e quindi non basta più il calore, ma bisogna aggiungere a questo calore, come dire, un po' più di energia, in senso aggiungendo queste competenze, perché le percepisce subito. Se non ci sono, l'ospite adesso le percepisce subito, e questo è molto importante, sarà veramente strategico per i prossimi anni per la nostra imprenditoria, che devo dire i nostri imprenditori anch'essi girano ovviamente, sono molto sensibili, hanno capito che queste figure devono essere assolutamente la chiave strategica perché tutto il territorio possa competere con altri territori, perché non si tratta più di Caorle, Jesolo, Chioggia, piuttosto che lo stesso brand Venezia. Non è più brand, cioè non risponde più alle logiche di Venezia, parla da sola, si vende da sola, perché è completamente cambiato anche la percezione, come dicevo prima, ma anche la percezione dal punto di vista culturale che i nostri ospiti da tutto il mondo hanno dell'Italia e hanno anche delle città storiche. Quindi attenzione, perché non tutto è scontato e quindi bisogna arricchire, dotarsi di questi nuovi assi nella manica, che sono appunto le risorse umane. E il sistema è in grado poi di assorbire anche i costi di queste figure diverse, ulteriori, che qui torniamo sempre a un aspetto politico in generale? Credo di sì, anche perché se lei guarda le percentuali degli alberghi, una volta diciamo il grosso degli alberghi era 2-3 stelle, oggi si comincia ad andare tra il 3 e il 4 stelle, con punte di 5 stelle. Queste strutture necessitano sempre di più di figure professionali. Queste figure professionali che non si possono, diciamo così, come avveniva una volta, essere formate sul campo, no? Ma hanno bisogno di una formazione. Ecco che la formazione, unita a una sensibilità, a una particolare volontà da parte del soggetto di recepire ciò che viene insegnato, sicuramente troverà occupazione, perché se lei vede a Venezia gli investimenti, a Venezia, ma non solo a Venezia, anche nell'entroterra, si posizionano ormai sempre più verso un 4 stelle anziché verso un 3 stelle, e quindi ha bisogno di... E non solo, esatto, non solo a Venezia, tra l'altro, è verissimo questo, proprio perché forse anche c'è l'aspettativa da parte del turista. Allora, prima di parlare degli altri due progetti, quindi altri due progetti formativi importanti, delle opportunità relative, pubblicità rapidissime, torniamo insieme tra poco.